Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buondì. Mi contava Emanuela che dal primo momento che ha saputo che spietavano le creature, si è mettuta a scrivere come una forma di diario, là che buttava io impressioni, speraulis, ciò che sentiva, insomma. E a dire, oile arai a queste mie creature, quando sarà in stas di poter capire, c'è che io provavi spietane. Vedete, quando una femmina spieta è tan biele che mai, perché è plena di vite. Io mi diceva Emanuela, io è come che avessi un altro cuore, che creature qua dentro, perché io riferissi pensieri, sentimenti, tutta la mia vita, ecco, a io la riferissi. E ti ha detto che una femmina che spieta è bene anche perché è semplice, e pensa, e sente e fa la stessa roba, perché la riferisce sempre a che creature che ha dentro di sé. Insomma, fra la femmina che spiete e la creatura che è spiete, è cor una vita che dà colore, sapore a tutto che fa via paldì. E non maschio, magari così no, queste esperienze non la vengono. Buone giornate e buone vite.